Con un centrodestra diviso, dalla corsa elettorale di Francesca Di Gaspero ci si aspettava molto di più, ma all'indomani del voto il PD si ritrova in realtà non solo primo partito in città con la lista Noi Democratici al 18%, ma anche ago della bilancia nella sfida al ballottaggio tra Piero Garbellotto e Fabio Chies. Entrambi dovranno attingere a quel 25% di consensi ottenuti dal centro-sinistra, ma Di Gaspero per ora è cauta. In base a quello che sono state le nostre caratterizzazioni nella campagna elettorale, fare degli accordi sarebbe andare un po' contro, diciamo, quella che è stata la nostra linea politica. Andranno fatte attente valutazioni, dice il segretario provinciale del PD Giovanni Zorzi, che va però oltre. Personalmente è evidente che non vedo un Partito Democratico vicino alle posizioni di Fratelli d'Italia, non siamo come Italia Viva, insomma. In ballo non c'è solo la possibilità di partecipare a una compagine vincente, ma soprattutto quella di scippare la vittoria alla Lega e al principale sponsor di Garbellotto, il presidente del Veneto Zaia, in casa sua. Di contro c'è che i Dem hanno concorso alla caduta dell'amministrazione di Chies e sostenerlo ora appare innaturale. Isabella Giannelloni, confermata anche in questa tornata consigliere anziano con 332 preferenze personali, ammette che servirà un confronto serrato per prendere un'eventuale posizione. Ci incontreremo fra poche ore come lista e come partito per discutere della questione, è una questione complessa. Credo che comunque governare la città non sarà semplice perché nessuno ha proprio dalla sua questa grande maggioranza. Rimane poi, e questo forse il ballottaggio potrebbe essere una variabile non da poco, il problema è l'astensionismo. Se andasse a votare ancora meno gente rispetto a ieri l'altro e a ieri, questo sarebbe un segnale sicuramente preoccupante per chiunque vada poi a sedere sullo scranno più alto della città.